Eccoci, lunedì 13 febbraio, la giornata mondiale della radio. Ecco, lo sapete, non sapevo neanche che fosse stata inserita tra le logiche dell'UNESCO, no, quindi non son solo i siti, ovviamente, quelli bellissimi legati ovviamente alla storia, alla cultura e all'architettura, ma anche la radio che è entrata come patrimonio dell'umanità a far parte ovviamente della nostra vita quotidianamente. Lo dico perché ovviamente noi siamo collegati alla pagina Facebook di silvimusicradio.it, che è la radio con cui appunto collaboro ormai dal 2016, e quindi lunga vita alla radio, anche se può essere declinata in una forma differente come quella appunto dello streaming, come in questo momento sulle pagine Facebook. Ricordo che siamo sempre sui canali ovviamente Facebook, YouTube, quindi c'è la diretta su YouTube e su Twitch, e poi per ciò che riguarda la comunicazione ovviamente c'è il canale, l'account di Instagram. Piccolo riferimento per la nostra beneficenza: conosci Frederick? Per la ricerca e la cura della tassiate di Frederick, www.per-em.it, unisciti alla campagna ogni giorno per EMA. Chi vuole contribuire, lì sotto c'è l'IBAN di questa associazione molto ma molto seria e importante. Bene, Che calcio che fa, tratta tanti argomenti, tratta il calcio sia per una questione ovviamente di attualità quotidiana, anche perché poi siamo nel pieno della stagione, tra domani ricomincia la Champions con gli ottavi di finale, e quindi a questo punto possiamo parlare di un calcio molto, molto importante, molto nel pieno dopo ovviamente chiaramente della grande come si può dire, abbuffata di partite del mondiale. Abbiamo i nostri campionati da portare avanti, però Che calcio che fa è una trasmissione che tratta il calcio anche in una forma lieve, andando a considerare situazioni, personaggi che sono più a corredo, non sono ovviamente sempre collegati direttamente al pallone che rotola, se non per una visione appunto creativa. E questo tanto per dire che io ho il piacere di avere in trasmissione il disegnatore della Serie A di sempre, Franco Bocchicchio. Eccolo qua. Buonasera a tutti, buonasera Fulvio e buonasera a tutte le persone collegate. Disegnatore della Serie A perché ovviamente tutti hanno visto su tante testate, no? Nel tempo, ovviamente negli anni, ormai sono la bellezza di 44 anni, giusto? Quindi stiamo parlando di un calcio del finire degli anni 70, che era quello che aveva l'onda lunga dei grandi Inter e Milan degli anni 60, un decennio un po' difficile per ciò che riguardava la nazionale, anche se c'era stato il 78 di ripresa, ma i campionati erano ovviamente, sia per esempio per l'Inter e per il Milan, erano molto difficili, nonostante uno scudetto 79-80 e quello del 78 del Milan. E poi c'erano stati gli anni ovviamente della Juventus. Allora, prima di addentrarci a fare un po' questi marcord, voglio sapere da te la marcord sinteticamente delle tue collaborazioni, che sono bellissime, perché si va dal Guerin Sportivo a via via Tutto Sport, eccetera eccetera. Grazie, sì Fulvio. Beh, guarda, molto, molto rapidamente, il Guerin Sportivo non è stata una collaborazione lunghissima, ma è stato l'episodio importante, direi, perché è l'episodio che poi ha scatenato, essendo stata la primissima pubblicazione nel 79, è stata la prima pubblicazione poi di una ventina di anni continuativi invece fatti principalmente, ti direi, sul Tutto Sport, grazie, diciamo così, alla telefonata che mi fece. Me lo ricordo, guarda, siamo all'inizio degli anni del 1984, mi telefona Mario Bardi, che faceva parte della redazione di Tutto Sport, e da lì inizia la collaborazione col giornale. Facendo un passo indietro, effettivamente innamorato diciamo del calcio, dell'Inter, per quello che la passione sportiva. La passione sportiva, il fatto che io disegnassi veramente da tanti anni, sin da bambino, con enorme piacere, diciamo così, col piacere di trasformare nella realtà quelli che potevano essere desideri o sogni. Era il modo che avevamo con le mani, non c'era il digitale, quindi in qualche modo chi aveva fantasia e creatività o disegnava o pasticciava con le mani, insomma io ho sempre disegnato. Un episodio
proprio legato all'Inter. I primi di ottobre del 79 c'è una bellissima partita che gioca l'Inter a Bologna, un bellissimo gol, e sono spinto da amici e da mio padre a dire: guarda, disegni bene, prova a farlo, prova a mandarlo ai giornali, pronti via. E dopo qualche settimana effettivamente in una rubrica che il Guerin Sportivo dedicava ai lettori c'è la prima pubblicazione. Poi salto a pie pari invece all'altro episodio, quello del bellissimo gol di Calle Rummenigge in Inter Rangers Glasgow dell'ottobre 84, che fu annullato, che colpì un po' la fantasia un po' di tutti perché era un gol bellissimo. Ero a San Siro. Esatto, bene. Guarda, stupendo gol. E anche lì praticamente il disegno viene colto dalla redazione di Tutto Sport, mi telefona decano Mario Bardi, che ogni tanto so che mi segue ancora su Facebook a distanza di così tanti anni, e conosco personalmente Piero Dardanello, Franco Colombo, che era direttore e vice direttore all'epoca, certo. E mi invitano a Torino per firmare questo contrattino che poi ha praticamente dato il via a quella che io ho sempre definito la passione parallela agli studi, alla famiglia, al lavoro, che mi ha sempre permesso per 20 anni, diciamo così, un hobby continuativo, e ora mi concede pause di piacevolissimo relax. Ecco, in questo percorso. Ovviamente tu ti sei laureato, sei ingegnere, quindi hai attivato una tua attività ovviamente negli anni, e quindi la dirigenza consente anche di andare un po' in ogni dove, no? E quindi ovviamente effettivamente ho girato il mondo, Fulvio. Sì. Ecco, e quindi diciamo che rimane fermo la passione, rimane ferma la passione per l'Inter, per il calcio di una volta, ma la bellezza, perché poi alla fine della fiera tu non fai altro che fare un fermo immagine della cosa più bella, il gol. Il gol è il momento fantastico, non è che vai a prendere la capocciata di Zidane nei confronti di Materazzi, la potresti anche fare, però la dovresti fare un po' contro natura, probabilmente per una questione solo prettamente lavorativa. Devo dire la verità, adesso purtroppo non ho caricato quell'immagine che l'avevo vista, che iniziale, che faceva vedere appunto il movimento. Devo dire la verità che graficamente tu sei esploso in una maniera notevole dal punto di vista proprio del disegno, perché quelle erano per esempio delle immagini, erano dei corpi un po' più statici, poi tu hai sintetizzato ovviamente in un certo modo per far sì che si capisse di più anche l'atleticità. Io vedo che per esempio i corpi sono meno come si può dire, dei disegni messi così, si vede proprio la velocità, ecco, in questo. Sì, ti ringrazio Fulvio, perché hai reso esattamente quello che è l'obiettivo che fu assegnato. Allora, tutto partì nei primi anni del secolo scorso grazie a una persona che poi è stato il capostipite e maestro di tutti i disegnatori poi degli anni 70, 80, 90, Carmelo Silva. Tu fai conto che ovviamente lui andava a bordo campo anni 30, 40, 50. Carmelo Silva nasce nel 1909 e sino agli ultimi anni della sua vita, perché se non sbaglio è morto nel 96, ha sempre disegnato. Cosa doveva fare lui? Non fare un'opera d'arte, cioè una figura perfetta, quindi statica, ma creare una specie di film che potesse dare al lettore l'interpretazione di quella che era l'azione che lui vedeva a bordo campo, che qualcuno gli descriveva, perché ovviamente sino agli angi 50 televisione non ce n'era, no? Insomma, quindi, c'era Carosio, c'era la voce di Carosio. Quello era l'obiettivo, cioè si faceva disegni sui giornali e lui li faceva veramente molto bene. Doveva illustrare un momento di sport che non era una fotografia, ma era il filmato che adesso c'è su YouTube, no? Per esempio, no? Quindi lui lo fece molto bene, catturò la fantasia di generazioni e generazioni, tra cui la mia, perché nel 1974 avevo 11 anni, qualche parente, forse mio padre, non lo so chi, mi regalò il manuale del gol di Carmelo Silva e cominciai a copiare forsennatamente queste azioni, unisci il disegno, l'emozione.
Qual è stata la spinta? Vabbè, dal punto di vista tecnico, evidentemente avevi i giusti connotati per poter disegnare, no? Però la spinta di dover disegnare un gol è la bellezza del gol o il Beh, fatto, magari, sto parlando del Bocchicchio undicenne o quindicenne o che cosa, pensando di poter fare quasi una tua attività in questo? Di questo. guarda, allora sì, effettivamente tra le mille passioni, 1000 giochi che poteva avere un bambino di 9, 10, 11 anni, io sicuramente disegnavo tantissimo. Forse l'ho detto prima, non vorrei ripetermi troppo, ma trovavo, e lo trovo ancora oggi, il disegno il modo migliore per trasferire un sogno, un desiderio, un'idea, un'emozione, buttarla giù e renderla concreta nella realtà. Ma io lo faccio anche oggi nel lavoro. Certo. Anche oggi, se devo descrivere la mia organizzazione, se devo descrivere un processo industriale, sì, parlo, ma senza accorgermi, io disegno e faccio lo schema. Quindi a me piaceva molto disegnare. Poi ovviamente piaceva da matti il calcio e quindi avevo associato il disegno al calcio. L'emozione del bimbo che a 9 anni viene portato a vedere una partita dell'Inter e che decide che l'Inter e il calcio possano essere delle emozioni forti nel corso della vita come hobby e come piacere, si era associato al libro di Calmero Silva, si era associato alla passione del disegno e tutto si era catalizzato nel fatto che io copiassi queste cose. Beh, devo dire la verità che in questo modo, facendo una fotografia, poi lo faccio ovviamente non ti conosco personalmente, tu riesci a tenere allenata la parte, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, la parte emozionale e la parte razionale, in un modo o nell'altro, tra ingegneria e dall'altra parte invece creatività. Alla fine dopo c'è una sintesi, quindi c'è anche una costruzione fatta in un certo modo per cercare di spiegare, appunto, come dice, a livello lavorativo un processo, lo fai a livello invece prettamente creativo e emozionale, quindi è bellissima questa cosa. Se vuoi sorridere, ovviamente al liceo, all'università, ma anche adesso nel lavoro, più sono concentrato in una riunione, in una lezione, all'epoca le lezioni universitarie a ingegneria, certo, ma anche oggi sono magari al telefono, sono al telefono con te e parliamo di attività lavorative, eccetera, eccetera. Se sono particolarmente rilassato, ma anche concentrato e attento, da un lato io parlo e ti parlo di cose serie, dall'altro disegno. Certo. E anzi, più disegno, più sono concentrato. Sì, infatti anch'io abbastanza disegnavo, però col tempo la velocità, lo stress, le cose ti fanno abbandonare. Una volta si disegnava, si scarabocchiava, si facevano più, forse anche l'avvento del computer, no? Che ovviamente io ci assorbe non poco, ecco. Allora, sono una persona che accetta e accoglie e analizza e studia la novità. Tutto ciò che è nuovo mi interessa e non vivo, diciamo così, la novità come un problema ed è un'opportunità per crescere. Certamente, però, il digitale ha offerto tanto alle nuove generazioni. Ho paura che abbia, diciamo così, sì, spento un po' quella parte lì, è vero, si spegne, sì. È vero, la parte no, magari è creativa, però è convertita con gli strumenti attuali, quindi però credo che la manualità ha una capacità di sintesi proprio a livello mnemonico, di cervello, eccetera, eccetera. Ci sono due amici intanto che si sono inseriti, Saverio Ciasca, Franco Bocchicchio numero 1 assoluto del fumetto, ma non solo, un abbraccio grande, rigorosamente nerazzurro, va bene. E poi abbiamo invece l'amico Vincenzo Sollito, abbiamo fatto settimana scorsa una puntata con lui, da salvaguardare, un'epoca ormai perduta. Beh, non è detto, comunque si va avanti lo stesso, diciamo che è chiaro che adesso sintetizzare è più difficile, però con i nuovi mezzi, chiamiamoli così, perché è tutto molto più veloce. Effettivamente il disegno non fa altro che cementare nella memoria quell'immagine, no? Perché effettivamente tu mi hai mandato delle bellissime immagini, ne ho prese alcune, dopo le vediamo, però con la grande, come si dice, messe praticamente di immagini che arrivano ogni weekend, e gol di qua e gol di là, alla fine noi i gol ce li dimentichiamo.
Non Sì, so, è vero o no? E questo anche per dire, introduco un argomento, no? Perché è giusto far vedere, no? Siamo interisti, tutte e due. Io poi quando parlo con qualcuno dico che per esempio Boninsegna è il mio centravanti per eccellenza. Poi è chiaro che è stato superato da tantissimi altri centravanti, ma almeno probabilmente legato alla mia generazione, ma al tempo stesso se io parlo con uno della mia stessa età, parlando di Boninsegna, è però il gol col Foggia. sì. Eccolo qua, il gol col Foggia. Andiamo a vedere, anche per vedere la tecnica, la classe di questo disegno. Eccolo qua, c'è una bellissima discesa di Facchetti sulla sinistra, che era il gol che praticamente non faceva altro che far vincere l'Inter e far vincere, mi sembra, proprio in quella giornata lo scudetto. Sì, confermo. Esatto, cross dalla sinistra e Boninsegna si avvita e fa una bellissima rovesciata laterale, la fa proprio laterale, sempre in sospensione, non è molto marcato, devo dire la verità, No. colpisce molto bene, ma la palla va al 7, tira una cannella da quasi al limite dell'area e fulmina il portiere Trentini. Lì davanti c'era il libero che era Piraccini, mi ricordo. Piraccini, bravissimo. Piraccini, no? Piraccini. Andiamo a vedere l'immagine, questa è l'immagine bellissima, quindi si vede già il movimento, questo per dire quello che si diceva prima, no? Al di là della traiettoria, quindi con le frecce, il cross, colpire, si vede proprio il movimento e i giocatori che si muovono, quindi non sono statici, ma viene ripresa geograficamente tutta l'area con i personaggi che si avvicinano nel modo giusto, quindi da quella foto Franco riesce a recuperare ovviamente il movimento ed è bellissimo questo discorso, tant'è vero che andando a vedere l'immagine vera e propria, qua lo vediamo, Boninsegna che colpisce pienamente di collo, perfettamente, e manda la palla al 7. Devo dire la verità che adesso sarebbe un po' difficile, no? Colpire con queste aree così sature di giocatori, con il compagno molto vicino e una pressione, una linea molto alta in area che va ovviamente a non consentire chiaramente situazioni di questo tipo. È anche vero che quando viene fuori un gol di rovesciata in un calcio attuale è veramente tanta roba, perché non è facile. Anche perché oggi lo fanno a una velocità notevolmente superiore, quindi riuscire a coordinarsi e trovare il tempo giusto per farlo con le velocità che sono decisamente aumentate. Non so se ti ricordi, Fulvio, a me è capitato di rivedere le partite del mondiale del 1970, ti sembra che vadano a rallentatore i giocatori, la velocità oggi e la muscolarità, l'atletismo è direttamente... A me è capitato di andarla a vedere, ancora peggio lo spareggio, perché non lo vidi ovviamente, ero piccolo all'epoca, quel famoso Bologna-Inter del 63-64, non mi ricordo più, dove perse l'Inter lo scudetto, no? Con lo spareggio, e la palla veniva data al portiere 3000 volte, no? Quindi le regole sono cambiate anche per questo motivo, certe volte è giusto perché si perdeva tanto di quel tempo, la palla proprio rotolava lentamente e come dici tu 1970 era vero, era proprio un po' per l'altura, no? Che c'era il problema della respirazione e l'ossigenazione. Volevo dire una cosa, Fulvio, a proposito di romanticismo ed emozioni. Ovviamente io adesso non ho collaborazioni, non me lo potrei neanche permettere col lavoro che faccio, continuative con giornali, così come le avevo invece sino a praticamente agli anni 2000, eccetera. Però io adesso, rifacendo qualche disegno in tempi molto diluiti, nel minimo spazio di tempo libero che ho tra famiglia e lavoro, io però in qualche modo restituisco le emozioni che questi campioni mi hanno dato, perché il disegno che tu hai fatto vedere l'ho fatto recentemente, penso un paio d'anni fa, e l'obiettivo di questi anni è disegnare per me stesso, divertirmi, non per pubblicare sicuramente, perché i giornali hanno anche meno bisogno di questi tipi di illustrazioni, ma poi l'obiettivo è regalare il quadro, il disegno al protagonista, quasi ringraziandolo, perché io ricordo, dunque io sono del 1963, quando ci fu quella partita a maggio del 71, penso che fosse maggio, io avevo l'orecchio attaccato alla radio e ricordo molto molto nitidamente, ovviamente per radio, stimola la fantasia, la radio sentita in un certo modo, quella partita, quindi quel gol di Boninsegna descritto alla radio, penso da Enrico Ameri, lo ricordo perfettamente, avevo una moglie matta di rifarlo e
Ecco, in questi anni sto restituendo ai campioni che fecero quei gol quell'emozione che loro regalarono a me. Parlo della parata di Bordone a Berlino, del rigore, ma anche di gol di altre squadre. Io ho disegnato con molto piacere un bellissimo gol di Del Piero, quello famoso fatto no Luca alla Fiorentina. Eccolo, aspetta, dopo lo andiamo a vedere. Okay. Nel frattempo, guarda chi si inserisce parlando di incontri con grandi giocatori. Eccolo qua. Salutiamo Alessandro Ravezzani, ciao Fulvio e Franco, compagno di un'avventura memorabile a Monsummano Terme, perché settimana scorsa vi siete incontrati con 6 o 7 campioni del 79-80, quello scudetto che purtroppo, ne parlavamo già recentemente, è stato poco in qualche modo celebrato, perché è stato lo scudetto in cui una squadra è arrivata dall'inizio alla fine, è arrivata imbattuta, no? Perché quell'Inter lì è stata imbattuta. E quindi Bordon, Marini, Caso, Canuti, Muraro, Pasinato, Scanziani. Ecco, però appunto non ti fermi a quello. C'è un tuo fan particolare, Francesco Bucchicchio. Ciao papi, vabbè. Senti Fulvio, vedi che poi, come io ho preso il piacere di disegnare, ti posso assicurare che Francesco, che ha altri interessi nella vita e fa tutt'altro, però se prende la matita è più bravo di me, quindi comunque qualcosa c'è. Poi geneticamente c'è qualcosa. Molto più bravo del papà. Insomma, bel complimento, vuol dire. Ma è vero. Allora ci aspettiamo qualche prodotto, allora, a questo punto qua, qualche suo manufatto. Allora, eccolo qua il gol, e questo è il gol, quindi cross di Orlando, Del Piero, questo è un gol pazzesco, questo bravissimo, è un gol pazzesco, perché la palla viene da dietro e quindi il giocatore è preso da una grande dose di fortuna nel cercare di dosare, ovviamente, di far scivolare la palla oltre il corpo, e deve arrivare ovviamente sul piede destro che viene colpito al volo, ma al tempo stesso potrebbe arrivare goffamente e tirarlo in tribuna, invece viene fuori una palombella vellutata che fulmina Toldo. Questo è un gol storico. Sì, ma l'abilità lì del disegnatore deve essere quella di rendere al lettore la dinamica dell'azione, e quindi non curare tantissimo l'aspetto del corpo umano, ma fare sì che tutto sia in movimento. Ecco, credo che quel disegno rappresenti moltissimo il movimento. Carletto Muraro mi dice: quando vedo i tuoi disegni mi sembra di vedere un film. Esatto, ha ragione. Prima c'era Alessandro Ravezzani, guarda che è pazzesco, ma il papà Marco, che era stato lo storico, diciamo così, ecco, le sue fotografie per esempio erano dei film, non erano dei video. La bravura è quella, certo, ovviamente. Non è solo il discorso andare a prendere anche il giocatore il dietro le quinte in certi momenti senza creare disturbo, con la delicatezza giusta, no? Perché sappiamo che vivendo al seguito di una squadra ci possono essere anche delle foto un po' sbracate, no? Certo. E invece la leggerezza è proprio quello, no? E poi la fortuna anche di fare dei... Scusami, prego. Per quanto riguarda Marco e Alessandro, io gli ho detto, è pazzesco come loro, avendo una macchina fotografica tra le mani, erano in grado addirittura di prevedere quello che sarebbe accaduto. Se tu ricordi la famosa colpo di testa di Boninsegna con la scarpa di Panzanato, il papà Marco riesce a cogliere la scarpa di Panzanato, eccola qua. Cioè, ma capisci che Marco Ravezzani ha capito come sarebbe andata, perché aveva già l'obiettivo pronto. Tu pensa che il pallone sarà a poco più di 1 metro dalla testa, quindi lui era già lì perché sapeva che sarebbe accaduto. Quella è arte, Se tu pensi, quella è arte, saper prevedere. Vedi, però queste sono quelle cose che rimangono nella memoria, perché noi anche adesso, se ci fosse una situazione di questo tipo, no? La evidenzieremmo, no? Adesso i centravanti in area, questi cross sono veramente molto difficili, anche perché poi comunque quel gioco pericoloso, perché questo è un gioco pericoloso pazzesco, perché se ci vedete Panzanato non è col piede destro a terra, che già potrebbe essere alta, ma lui è proprio saltato per andare a colpire, magari in ritardo, quindi non è che uno diceva ho alzato la gamba, no, lui proprio si è alzato per andare a colpire, come si dice a Roma, dove coio, no? Dove prendo, è solo che l'ha preso male, perché Boninsegna, e questa la dote proprio di quel centravanti. Se puoi mettere un attimo la foto, giochiamo un attimo, ti svelo un trucco.
io l'ho fatto il disegno di questo gol, ma in tutti i disegni, eccolo qua, se tu vuoi rendere la dinamicità dell'azione, il più possibile i giocatori li devi staccare facendo il disegno con i piedi da terra. Quando tu hai un giocatore con i piedi per terra, con i piedi per terra è statico. Tutti quelli che invece hanno i piedi staccati da terra non te ne accorgi, ma l'occhio li vede come in movimento. E quindi uno dei trucchi per rendere il movimento nel disegno è fare quanti più giocatori puoi con i piedi staccati da terra. Beh, in questa foto qua, come dici tu, in questo disegno, come dici tu, eccetto Panzanato e Boninsegna, si vede anche l'ombra sull'erba, sì, che sono staccate le figure, mentre invece tutte sono con il piede per terra, quindi già questa è la differenza, anche se però vedi c'è una dinamicità, non so, nel movimento del corpo di ogni giocatore che la dice lunga, no? E che quindi rendono più vive una fotografia, no? Ecco, per esempio, sempre per darti qualche trucco del mestiere, se rimetti un attimo il disegno, 4 segni in croce buttati lì, per esempio quando uno colpisce la palla vedi che si fanno le tre stanghette a forma quasi di triangolo convergente verso il piede di corso, piuttosto che Zoff, diciamo così, a questo giramento di testa, perché in questo gol un po' del gol è merito di Zoff, che fa una mezza papera e quindi poi lui si dispera e quindi lo rendi con quei 4 segnetti, piuttosto che tutti gli sbuffi intorno agli arti in movimento, ecco, rendono il movimento. 4 segni stupidi. Ecco. No. Beh, hai affinato la tecnica in una maniera incredibile, veramente, veramente belle. Sono delle chicche memorabili. Angela Galasso, grande Bocchicchio. Poi appunto poi abbiamo già Flavio Ciasca, riscrive ancora numero 1 sotto, va bene. Allora andiamo a vedere un attimo, senti, velocissimamente, io anche perché poi ragazzi la trasmissione è già mezz'ora, dobbiamo parlare anche un po' di attualità, quindi non ci fermiamo a questo, però per esempio abbiamo visto Boninsegna, un esempio, però adesso tu avresti probabilmente fatto anche il gol, quello di Van Basten in Olanda Russia, che è il famoso gol del 1988 che è un gol strepitoso, è un gol mostro, ecco, è un altro gol veramente della memoria storica di ognuno di noi. Abbiamo questa doppia paginata, no? Di tutto sport, da Baggio a Van Gogh alla Super Domenica. Ragazzi, io adesso voglio sapere da te se quelli sono i gol che tu hai di quella giornata, giusto? Questa te la racconto, racconto perché, a tutti. Però aspetta, io voglio sapere una cosa, sono i gol della giornata, giusto? Sì. 48. Ecco, tu come facevi? Mandavi via fax? Guarda, intanto quella giornata lì segna il record, no, non li mandavo via fax, qui c'è tutta una storia, perché il fax Tutto Sport me lo dà, ti dico 1900, te lo dico 1990, appunto. Sì, ma quel caso lì fu un giorno particolare. Intanto credo di ricordare che siamo nel 92, quindi il fax a casa probabilmente ce l'avevo, però non era ancora usato, forse tantissimo. Non era usato, perché qui riporta allora il 22 settembre 1992 48 gol in Serie A, ma a Savona c'è un'alluvione eccezionale. Io faccio praticamente 48 gol che mi richiede Dardanello e non so neanche a che ora abbia finito della notte, perché 48 sono veramente tanti, penso di aver finito verso le 3, le 4 di notte. Appunto, è pazzesco. Scusa un attimo, però tu quindi ti sei sciroppato tutti quei momenti o registravi, non so se c'era la possibilità di registrare. Guarda, come fai a ricordarti di ogni momento? C'era, non so, dribbling, cosa c'era la domenica sportiva? Catturarla da lì. La sequenza era canonica. 90° minuto, ore 18:20 se non ricordo male, sì, su Rai 1, poi domenica sprint ore 20 su Rai 2 e poi alla domenica sportiva, cos'era, alle 10:30 serviva per correggere gli errori che avevi portato avanti. Io non avevo il videoregistratore, quindi era tutto appunti e memoria. Pazzesco. Vabbè, ma un po' saranno caratteristiche mie, ma poi le alleni, perché alla fine per tutto però sport, 48 sono tanti. sono tanti, ma poi ti stanca anche farne 48. Allora,
Sicuramente li ho mandati da casa col fax, perché adesso comincio a ricordare, ma la vera impresa la fece mia moglie, perché c'era l'alluvione. Dardanello in persona chiamò mia moglie all'epoca, gli disse: guarda, Franco si è prodigato e ha fatto una roba incredibile facendo 48 gol, vai alla sede della stampa e spedisci una foto di Franco usando gli strumenti di trasmissione della stampa, solo che la città era tagliata in due. Mia moglie fece delle peripezie enormi per andare dall'altra parte della città con quell'alluvione in corso, e quindi ci fu la doppia, diciamo, soddisfazione di vedere 48 gol pubblicati tutti in una su una pagina. Pazzesco, con la mia foto che mandò mia moglie, la vedi in alto a destra. Posso dirlo, ma non per essere veniali, all'epoca me li pagavano anche abbastanza bene i disegni, tipo 25-30 mila lire l'uno. Fai conto cosa riuscì a guadagnare in una notte, ecco, insomma. Certo. Insomma, giustamente è valsa la pena, perché comunque sì. Una doppia paginata così era incredibile, perché anche voleva dire anche sbaragliare la concorrenza, no? Quindi fare praticamente la striscia, diciamo. Sì, prego. Sai che il record è ancora imbattuto di gol in una giornata, quindi 48 sono tanti. Allora 5, qualcosa di media partita. Bene, allora andiamo a vedere altri gol. Dunque, sì, prima ci sono questi qua li ho tirati giù alcuni. Questo è il famoso gol di Rossi, il secondo gol contro il Brasile. Rossi, che ruba la palla a Junior, che fa un bruttissimo intervento, e Rossi fa il gol, uno dei pochi gol da fuori area, prende in pieno, che poi non è stato al 7 ma era a mezza altezza, però effettivamente ha sorpreso. Poi la bellezza dell'altro gol, che è il gol della sicurezza nel famoso 3-1 della finale, quando arriva questo gol con Altobelli con la faccia stranita, che esulta con le braccia alzate, che non crede ancora ai suoi occhi di aver segnato il terzo gol, quando noi poi sapevamo che probabilmente il gol di Tardelli dava la certezza. Il gol di Pertini che disse al gol di Altobelli: non ci prendono più. Non ci prendono più, esatto. No, esatto, non ci prendono più. E vabbè, quella era una bella Italia, che ha consentito anche di uscire da un momento, perché poi noi uniamo anche il calcio ai momenti storici, quegli anni. Io preparavo l'esame di maturità, guarda, me lo ricordo. Insomma, gli anni erano quelli. La cosa, diciamo, la bellezza di questo gol è la famosa cavalcata di Conti sulla destra, che si invola sulla destra. Poi faccio un salto, andiamo sempre a questi famosi 10 anni, dall'82 al 90, e abbiamo qua a Schillaci l'Oscar del gol, e qui abbiamo a sinistra il disegno di Boccicchio, il gol di Klinsmann in Germania-Jugoslavia con un cross di Breme, mi sembra, e poi la splendida rete di Totò Schillaci contro l'Uruguay negli ottavi di finale, quindi con Schillaci che diventa l'uomo che scalza tutte le gerarchie. Mi ricordo Viali, povera anima, che in quel momento lì rimase completamente sorpreso, ma lo stesso Carnevale e gli altri attaccanti, perché Schillaci, tutte le l'intuizione di Vicini era stata notevole. Guarda, solo un flash, anche perché io associo queste cose a ricordi di vita. Io quell'anno invece ero ufficiale del corpo tecnico dell'esercito a Roma. C'era un clima fantastico per Italia 90 a Roma, e i giornali andavano a ruba, quindi penso che sia stato l'apice della mia avventura da disegnatore Italia 90, perché un po' per le copie vendute, un po' perché si andava in prima pagina, un po' perché tutti noi italiani sentivamo i campionati fatti in Italia come una poesia, un qualcosa di particolare. Quindi è stato un anno speciale quello, un campionato speciale. Ecco, qua abbiamo appunto Schillaci, l'Oscar del gol, però lì c'è anche l'immagine di Gigi Riva, no? E mi viene in mente anche una copertina recente che tu hai prodotto per Caosfera, Cagliari 1970, emozioni da un trionfo, e qua vediamo appunto per Pierluigi Cera, che era il capitano di quel Cagliari, e Luca Talotta, l'amico giornalista. Quindi qua abbiamo un bellissimo gol, cross di Bobo Gori dalla sinistra, poi Domenghini dalla destra che la rimette al centro, e Gigi Riva
in torsione rovesciata che segna questo bellissimo gol. Sono gol che due ex interisti, però. Due ex interisti e un interista mancato, no? Riva non è mai stato, è stato cercato dalla Juventus, lui ha detto, lui disse di no. Parliamo appunto poi di Del Piero, l'abbiamo già visto, eccolo qua invece, poi scorriamo degli altri gol, qua c'è un trittico di gol, e questo è il gol che poi fu in qualche modo riportato nella tessera di abbonamento dell'Inter dell'anno successivo, il gol di Orcaev, che effettivamente anche qui si vede il gesto atletico, parlavamo rovesciata di Van Basten, anche questo è un gol perché lui proprio è nascosto, girato, e la va a prendere molto in alto questa palla. Sì. Abbiamo poi questo è il gol di Milito, questo è l'inizio della cavalcata, mancavano 10 partite alla conclusione del triplete e questa è stata la 10ª partita a scalare, no? E mi ricordo un lancio. Fulvio, scusa se ti interrompo, perché prego. Vedo che stai piacevolmente facendo vedere gol dell'Inter. Volevo ricordare a chi ci segue che io ho lavorato tanto anche per Ale Toro e Ura Juventus, perché sennò... Certo. Ma fino adesso abbiamo fatto vedere Rossi, l'Italia, abbiamo fatto vedere il Cagliari, abbiamo fatto vedere, vabbè, Boninsegna all'inizio perché era un doveroso, poi avremo uno in fondo che non è interista. Facciamo vedere questo perché questo è un gol, non si dà molta attenzione, ma fu un 1-0 pazzesco perché giocava bene quella Roma lì, e una palla in profondità di Thiago Motta, Milito si è inserito e ha tirato una cannella dal limite dell'area al 7. E poi l'ultimo che riguarda gli interisti è la doppia finta su Van Buiten, ha boccato Van Buiten, si vede che è disperato Van Buiten con il corpo tutto da una parte. Vedo, insomma, rivedendo questi gol devo dire che le posizioni dei giocatori sono corrette, perché poi l'importante, l'hai detto tu, adesso c'è meno bisogno dei disegni, però poi se capita di rivederli deve richiamarti l'azione in un momento, insomma. Quindi ci siamo, Van Buiten era proprio così, era proprio tutto dall'altra parte. Era tutto dall'altra parte, infatti c'è cascato in pieno, anche perché poi è vero che Milito aveva quella finta micidiale, no? E mi ricordo di aver intervistato Boninsegna una volta e lui mi disse mi ci rivedo in Milito, effettivamente aveva qualcosa nei movimenti, no? Nel gestire il pallone senza grandi tocchi, no? Non c'era grande tattica, grande tecnica in questo, no? Era molto secco. Andiamo a vedere il gol invece, questo appunto di un altro che non c'entra niente con l'Inter, ed è un bellissimo cross verso sinistra di Cassetti, e Totti da posizione impossibile colpisce al volo, adesso non mi ricordo chi era, Castellazzi in porta, non mi ricordo più, quella Sampdoria, era una bellissima Sampdoria quando c'era ancora Cassano, credo. Il portiere era Berti. No, era Berti, ok. Però devo dire effettivamente che negli ultimi 30 anni tra Del Piero e Totti, cioè abbiamo avuto veramente dei fuoriclasse inarrivabili. Guarda che Totti anche all'Inter ha fatto dei gol stupendi, ti ricordi quel pallonetto? Certo. Pazzesco. Su Toldo. Pazzesco. Sì, perché era una palla veramente lunga e lui è riuscito a scavalcare dolcemente, no? Vabbè, Totti, peccato perché Totti secondo me era un giocatore che poteva fare molto di più. Cosa dici, Franco? Sì. Beh, direi di sì. Ha scelto anche di rimanere nella sua squadra del cuore. Questo ti porta a essere il re di Roma da un lato e a perdere molti trofei dall'altro. Però insomma diciamo che di classe ne ha fatta vedere da vendere. Ha vinto relativamente poco per il campione che era, insomma. Beh, direi che ha vinto poco veramente. Poi ci sono alcuni giocatori che, vabbè, chiamiamoli così, di seconda fascia, che magari hanno vinto i campionati del mondo perché erano una grande squadra, o anche delle Champions senza aver fatto tante partite. Assolutamente sì. Sono dei palmarès un po' ridicoli da quel punto di vista. Totti per esempio è un giocatore che se fosse andato al Real Madrid probabilmente l'avrebbero portato a far diventare probabilmente pallone d'oro, perché era un giocatore da pallone d'oro. Con i piedi faceva quello che voleva, quindi ha giocato, penso che sia il secondo marcatore assoluto di tutti i tempi, no? Se non ricordo male, con i piedi faceva quello che voleva, e vabbè, è una scelta quella, come ha fatto Riva, no? Scelta di vita, sì. Però poi insomma, questi rimangono comunque.
questi rimangono, al di là del numero, ha vinto un campionato del mondo, questo comunque gli rimane anche quello. Ecco, senti, noi è una trasmissione un po' a marcordo, ovviamente, perché ci sono questi rimandi al passato, grandi campioni, e quindi ti faccio una domanda così tipo generale, no? Perché il calcio italiano è visto veramente con il fumo negli occhi, soprattutto internamente, e a me questa cosa qua per esempio non piace, no? Perché va bene tutto, non siamo in un grandissimo momento, però bisogna anche vedere in generale com'è, diciamo, la situazione a livello internazionale, no? Vediamo anche come è andata a finire per esempio il Qatar, no? E quindi le grandi squadre che sembravano chissà che cosa, si dà del merito per esempio comunque a una Francia che va avanti, però per esempio la Croazia, che è un paese con poca densità di popolazione, sono 2 mondiali che arriva nelle prime 4, e quindi bisogna fare dei ragionamenti. Quindi allora cos'è? La Croazia è il paese più importante al mondo calcistico? No, però No. ecco, allora, però quello che voglio dire da te, visto che abbiamo parlato di grandi campioni, in questo momento di grossa difficoltà l'Italia comunque tira fuori dal cilindro un campionato europeo vinto, tra parentesi, nella sede in cui si svolgono i campionati europei, battendo la squadra di casa. Io credo che questo sia un grandissimo merito, al di là del fatto che non ci siano grandi campioni. Qual è il tuo pensiero? Il pensiero, come avviene tante volte, non solo nel mondo del calcio, ma anche nelle aziende, è che quando tu riesci a far lavorare un gruppo, a stimolarlo, a motivarlo, e questo produce dei risultati veramente inaspettati. Il merito va proprio a tutto il team, dall'allenatore a tutti quelli che erano intorno a Mancini, nell'aver saputo cementare questi ragazzi, avergli dato una grinta particolare. Probabilmente si sono anche trovati in un momento di stato di forma psicofisico eccellente, non hanno avuto paura di nessuno e hanno dato il meglio e ci hanno portato a vincere il campionato europeo dopo tanti anni. L'essere capaci di tirare il meglio e far gruppo alle persone che hai, a farli sentire, diciamo così, tutti convergenti verso lo stesso obiettivo, porta a questi risultati. È stato un po' estemporaneo, perché purtroppo poi pochi mesi dopo non siamo riusciti a qualificarci per i mondiali, però l'avventura degli europei è stata molto... c'è una macchia nera in quello, perché è dovuta a un rigore, purtroppo, 2 rigori battuti male. Sì. Quindi sono diciamo sono episodi, però al di là degli episodi, le qualificazioni dei mondiali, al di là delle prime partite, poi le ultime ce le siamo giocate comunque male, al di là dell'aver battuto. Però diciamo che negli ultimi anni, da quando c'è Mancini, quindi nel giro di 4 anni, 2 qualificazioni alla Nation League, poi vabbè, uno dice lascia il tempo che trova. Anche il Belgio è primo del ranking, adesso non mi sembra che sia più primo, no. Però cosa vuol dire questo? Vuol dire che comunque c'è un trend di rinascita, al di là del fatto che è stato stoppato in maniera grave ovviamente nel mondiale. Dunque c'è ancora Flavio Ciasca che vabbè continua a mandare sempre delle sue segnalazioni. Grazie per i tuoi fumetti di Guerin Sportivo e Tutto Sport, abbiamo visto i gol dei nostri eroi eccetera eccetera. Andiamo a vedere adesso, invece ci caliamo un attimo, abbiamo un quarto d'ora in cui possiamo parlare un po' di campionato, no? Sì. Quindi a questo punto oggi ho visto un filmato di un tifoso napoletano che si è fatto tatuare sul braccio scudetto numero 3, no? Scudetto numero 3. Alcuni hanno detto è il primo, perché guarda che sono molto coperti giù a Napoli. Esatto, l'hanno investito non si capiva niente però probabilmente gli hanno detto: ma cosa ti sei fatto tatuare? Portarogna, e poi sono superstiziosi, però diciamo che tutti questi punti, andiamo a vedere la classifica, abbiamo la bellezza in questo momento 16 punti, se l'Inter vince sono 13, comunque 13 punti sono 4 partite più un punto, anche se c'è uno scontro diretto, dovrebbe proprio diciamo che sino adesso è tutto più che meritato, non ci sono episodi, diciamo, per cui le seguitrici possano recriminare. Vince bene sempre, vince alla grande, ci crede. Io ero andato a vedere Inter Napoli, devo dire che ero rimasto molto
stupito favorevolmente dall'Inter perché aveva in qualche modo bloccato tutte le azioni del Napoli, avevano fatto pochissimi tiri, anzi il primo forse l'hanno fatto al 90°, però a parte Inter-Napoli, cioè, quest'anno, però vedi il grande merito, per parlare un po' di cose moderne, il grande merito di questa società è aver creduto e aver strutturato probabilmente un'area degli osservatori e di chi fa mercato superiore alla media, di qualità superiore alla media, non potendo competere nessuna delle società italiane con le società della Premier, col PSG o con le spagnole. L'unico modo è avere probabilmente un livello di osservatori tale per cui riesci a fare mercato e andare a pescare dei campioni sconosciuti pagandoli relativamente poco, quindi grande merito alla società Napoli che sta facendo quello che fa, potrebbe anche andare avanti nelle coppe. Quindi... Io lo auguro, perché poi è una squadra un po' garibaldina, no? Certi momenti se ti prende male, probabilmente se la approcci male bisogna fare molta attenzione, perché hanno comunque capacità di puntare l'uomo, una freschezza atletica, poi giocano con un grandissimo entusiasmo. Non è un caso comunque che il campionato diciamo viene vinto dalla squadra che prende innanzitutto meno gol e poi che ne segna tanti. Loro in questa speciale classifica sono primi sia nel gol fatti che nei gol subiti, e quindi hanno anche altre classifiche, adesso non le tiro fuori perché basta andare a vedere sul sito della Lega Serie A, ci si rende conto. Hanno vinto 9 partite di seguito in casa e penso che siano la sesta anche di seguito vinte in assoluto. Sì, appunto, cioè, molto ben assemblata. Curioso che nessuno di noi, né degli addetti ai lavori né di noi lettori napoletani stessi. Sì, ma quest'estate, quando avevano dato via tutti quei giocatori, nessuno avrebbe... Però è anche vero che bisogna essere un po' visionari, creativi, no? Come sei tu, no? Bisogna anche pensare che c'è creatività, ma c'è un progetto. Arrivato a un certo punto uno dice basta Mertens, basta Insigne, Fabian Ruiz ce lo pagano bene, Koulibaly ormai l'abbiamo tirato fino alle lunghe, ce lo pagano anche bene. A quel punto lì sono dei ragionamenti che ci stanno alla base, al di là del cuore, no? Perché poi alla fine anche nei decenni precedenti, no? Ci sono stati dei momenti ben precisi. Io mi ricordo, stiamo parlando di quell'Inter del 70-71, dopo va via Corso, va via Suarez, no? E effettivamente paga conseguenze l'Inter in quegli anni successivi, finché non arrivano Beccalossi e Altobelli, però quegli anni sono stati veramente difficili, no? Sì, difficili. Invece devo dire che qui gli osservatori del Napoli hanno lavorato veramente alla grande, anticipando e vedendo oltre quello che vedevano le altre società, insomma, complimenti. Ti dico, a Napoli, perché ho sia per lavoro che per amicizia diversi contatti a Napoli, nessuno, a parte il tifoso che si è fatto tatuare il 3, che non arriverà probabilmente vivo a stasera, ma nessuno ne parla, e questo è anche un grado di maturità da portare, diciamo così, a valore dell'ambiente, che probabilmente li sta lasciando tranquilli, perché sai, ricordiamo tutti le storie del periodo intorno a Maradona, finché i giocatori, l'ambiente calcistico non viene contaminato da tutto ciò che sta intorno, questi sono i risultati ottimali che si producono, e l'ambiente quest'anno sta reagendo anche abbastanza bene, non li sta mettendo pressione. Ti dico, sono andato a vedere Inter-Napoli, c'erano 5.500 tifosi del Napoli dietro di me in curva, non si sentiva volare una mosca, quindi o c'è attenzione, attenzione, perché quando segnano a San Siro di solito li vedi sbucare dappertutto. In quel caso non avevano segnato, quindi vabbè, no, altrimenti tu li vedi veramente da tutte, cioè, vabbè, lasciamo perdere. No. Allora, l'ambiente lo trovo sereno e maturo, o banalmente scaramantico, e quindi stanno ben coperti, insomma. Beh, insomma, è anche giusto, perché vabbè, insomma, credo che se non succede come l'anno scorso, a parte che l'Inter, per esempio, che quella è la seconda, ma fosse anche un'altra squadra, dovrebbe fare inanellare un filotto pazzesco, e dall'altra parte dovrebbe esserci veramente un blocco. Però effettivamente l'anno scorso c'è stato un febbraio-marzo dell'Inter pericolosissimo quello. Sì, quindi... però come dicevi te, ci sono praticamente 4-5 partite di vario. Un cuscinetto. Insomma, non credo che succederà niente di strano, insomma.
Allora, Flavio Ciasca conferma serata all'Inter del Club Musulmano, stupendo, un abbraccio anche ad Alessandro Ravessani, grandissimo fotografo. Abbiamo poi saluti da parte di Viaggio Castagna, a te al tuo ospite che è il radiocronista Rubel, questa sera tutti insieme a me dal Ferrasi di Genova in radio. Sì, però attenzione perché Franco va di persona, è fortunato, ecco, quindi. Allora andiamo avanti e abbiamo parlato per esempio della Champions, no? E abbiamo qua un bel tabellone, eccolo qua, non so se riesci a vederlo. Sì. Tanto Abbiamo domani sera abbiamo già il Tottenham. Abbiamo l'andata, domani sera c'è Milan-Tottenham alle ore 21 con contemporanea del Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, partitona notevole questa, con il Bayern che non molla nulla, campione in carica, e il Paris Saint-Germain che è una squadra che prima o poi qualcosa dovrebbe fare. Però entra in campo con qualche infortunato, credo, il Paris Saint-Germain, quindi sai. Ecco, quindi staremo a vedere. Arriva sempre al momento giusto che non riescono mai a fare quel passetto in avanti. Milan-Tottenham. Allora, il Tottenham ha dei grossi problemi. Non c'è Lloris in porta. Si è fatto male Betancourt che ha finito la stagione. Hanno perso, non mi ricordo quanto, con l'Ester 3 o 4-1. 4-1 pesantemente. È una squadra che è al quinto posto, mi sembra, di classifica, anche se ha un tiro di schioppo dalla quarta posizione. Comunque Conte è lì, però non è riuscito a fare quel salto di qualità che l'anno scorso poteva essere prevedibile quest'anno, no? Quindi come vedi questa partita alla luce anche di un Milan che si è coperto di più nell'ultima partita, ha cambiato disposizione in campo, un po' più coperta, un po' più, diciamo, d'aiuto ai giocatori che facevano fatica, come per esempio Teo Hernandez. Allora, qualche mese fa ti avrei detto una partita molto diciamo così, dinamica e muscolare, perché il Milan di qualche mese fa andava alla grande e il Tottenham, comunque, conoscendo come gioca Conte, sicuramente non è tattico, ma la butta sull'atleticità. Ora, in questo caso, arrivano tutte e due un po' spaventate, dove perdere potrebbe... Hai ragione, è un termine, spaventate, è vero, hai ragione. Secondo me sono tutte e due spaventate, nel senso che ovviamente andare avanti in Coppa ti porta ancora degli incassi, ma non sei nello stato d'animo sereno di giocarla sfrontata, così come mi sarei aspettato sino a pochi mesi fa. Quindi sinceramente non mi aspetto una gran bella partita, non mi aspetto che giochino spensierate, e io amo molto sinceramente Conte, come anche quando era allenatore della Juve a me piaceva molto come disegnava le partite, anche se in Coppa non è mai andato avanti più di tanto. L'ho sempre adorato dal 2016 quando venne all'Inter Perisic, quindi, ma non perché devo tifare contro un'italiana, però io sicuramente guardo con simpatia Conte e Perisic. Detto questo, è meglio che le squadre italiane, con tutta la fatica che possono fare in campo, vadano avanti, perché in qualche modo gli incassi, in un momento in cui l'indebitamento è altissimo per le società italiane, non tanto per il Milan che fortunatamente ha pochi debiti, ma le società italiane, il calcio italiano deve andare più avanti possibile. Quindi al di là delle simpatie devo dire che spero che il Milan vada avanti. Ecco, insomma, farà fatica perché comunque è una partita tosta, c'è il ritorno, ma non mi aspetto una bella partita, Fulvio, non mi aspetto una bella partita come sarebbe stata pochi mesi fa. Sì, è anche vero, appunto, come dici tu, le certezze sono venute meno, sono spaventati perché il Milan viene da un filotto negativo e una partita risolta un po' così l'altro giorno. Il Tottenham ha perso e comunque ha perso delle certezze. Qualche mese fa avrei detto, beh, il Tottenham dovrebbe passare, tutto sommato. Sì, ma non è detto, perché sai, in questi casi bisogna vedere chi è più frenato psicologicamente tra le due. Anche perché poi c'è il ritorno che è a casa, ovviamente a Londra. Vediamo in altre partite, appunto ci sarà il Bruges col Benfica che ha fatto fuori la Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea, e poi settimana l'altra tocca anche all'Inter con il Porto, ed è quindi una partita, molti dicono attenzione al calcio portoghese, è vero, il calcio portoghese garantisce sempre una certa qualità, però vabbè, non ci è andato molto male come sorteggio, perché sennò, cioè, allora non ti schieri neanche in campo in queste manifestazioni. Poi diciamo che il nostro allenatore, tanto giustamente a volte criticato in campionato, nelle coppe non ci ha mai deluso, ha fatto delle bellissime prestazioni anche l'anno scorso, quest'anno non ne parliamo, ricordiamo
le due partite col Barcellona, solo che le squadre portoghesi sono dei palleggiatori, ti mettono giù una ragnatela. Insomma, non sarà facile. Speriamo di arrivarci, ecco, a proposito di essere spaventati o frenati, io ti dico, speriamo di arrivarci con l'entusiasmo delle ultime partite. Quindi... Ma non ti pare che Inzaghi, magari in campionato, perché c'è stata una brutta partenza a fronte anche di un Napoli stratosferico, però dall'altra parte ci sono state delle partite in cui doveva vincere, come dici tu, il Barcellona, le due col Barcellona, la partita con il Napoli, che quando tu ti rientri dal campionato, la prima partita è proprio Inter-Napoli, la devi vincere perché altrimenti puntini, poi c'è stata la finale di Supercoppa. Non ti pare che tutti giocate molto bene, no? Anche lo stesso derby, ovviamente dopo 20 giorni dall'altro derby dove è cambiato qualcosa nel Milan, quindi ha scompaginato. Ha giocato benissimo anche con l'Atalanta, Fulvio. Ha giocato anche il dentro fuori con l'Atalanta. Allora non ti pare che questo sia una qualità, visto che sono sempre bravi a tirare addosso a un giocatore, figurarsi a un allenatore come Inzaghi che ma lui non riesce, sbaglia i cambi, però le partite le preparate bene. Ci dimentichiamo che noi per molti mesi non abbiamo avuto Brozovic e lo stesso Lukaku. Qualcuno si è presentato probabilmente ai nastri di partenza del campionato non in splendida forma, adesso la forma c'è, l'allenatore poi si è dimostrato comunque capace, qualche errore l'ha fatto ma si è dimostrato complessivamente capace. Diamo fiducia alla squadra, dai, divertiamoci e non solo all'Inter ma anche al Milan, diamogli fiducia, speriamo che vadano avanti perché poi alla fine tutte queste squadre che investono un sacco di soldi tipo il PSG poi alla fine non vincono, quindi diamo un po' di fiducia alle nostre squadre che magari gli rubiamo qualche... Io sarei molto contento se andassero avanti appunto per il discorso che dicevamo prima del calcio italiano, sì. Quindi anche perché poi vabbè sono 7 partite, arrivare in finale vabbè un po' di fortuna ci vuole anche, no? Ricordiamo l'Inter del triplete 0-0 e 2-0 in casa nel gironcino con il Barcellona e poi dopo lo batti e passi il turno e vai in finale. Kiev, no? Eravamo fuori a pochi minuti dalla fine. Quindi. Senti, siamo arrivati quasi alla fine, vediamo il prossimo turno, ecco, vediamo qua, abbiamo Sassuolo-Napoli, una partita che potrebbe essere una partita un po' difficoltosa. Non è semplice. Non è semplice. Abbiamo Sampdoria-Bologna e diciamo niente perché dipende anche molto dalla partita di oggi. Diciamo Stankovic, ma non questa sera, dall'altra, esatto. Abbiamo Monza-Milan, vediamo se... Voglio fare il cattivello, saranno arrendevoli come all'andata a San Siro oppure invece abbastanza arcigni nei confronti come è stato nei confronti dell'Inter, visto che è stata una partita abbastanza tirata. Ho messo una piccola punta di cattiveria in questo. Poi abbiamo un Inter Udinese è sempre una squadra difficilotta, Atalanta Lecce, scusa, abbiamo Fiorentina-Empoli, poi Salernitana con la Lazio, Spezia-Juventus, Roma-Verona, partita difficilotta perché Verona sta venendo su bene, e il Torino-Cremonese. Vabbè, quale partita, eccetto l'Inter, andresti a vedere per curiosità? Assolutamente Monza-Milan, perché c'è molta curiosità. Intanto vorrei capire se il jolly del Pullman, il Monza se l'è già giocato o devono ancora giocarselo il jolly del Pullman, ma al di là di tutto andrei a vedere Monza-Milan perché il Brianteo mi piace molto come stadio e poi è un piccolo derby, no? Anche lì sì. Potessi sedermi in piccolo vicino alla tribuna e capire e vedere le espressioni dei dirigenti del Monza, ecco, sarei molto curioso di vedere le loro espressioni in tribuna, perché dovesse segnare il Monza secondo me gioiscono, insomma al di là dei ricordi. Se dovesse segnare il Milan e perde il Monza, che espressione dovrebbero avere i dirigenti attuali del Monza? I dirigenti attuali del Monza, se dovesse segnare il Milan, secondo me un sorrisetto lo abbozzano, perché comunque è una loro creatura, dai. È una loro creatura lasciata lì con tanta soddisfazione, anche se nell'ultimo periodo purtroppo non è stata condotta nel migliore dei modi. Vabbè, questo è così. Va bene. Comunque contenti, dai. Vabbè, insomma, esatto, in un modo o nell'altro, magari viene fuori un bel pareggio salomonico che accontenta tutti e due. Va bene, dai, accontentiamoci di questo
di questo risultato, così per l'uno e per l'altro. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, una bella chiacchierata tra disegni, matite, chine, colori fantastici. Ricordo appunto Franco Bocchicchio, disegnatore della Serie A, come è stato definito, effettivamente con una grandissima esperienza e storia ovviamente alle spalle. Adesso si diletta a rilassarsi e a ritrovare ancora dei gol belli da riportare. Tra parentesi c'è anche una collaborazione con una sartoria, no? Che quindi quella è molto interessante come idea, per esempio. Se vuoi vuoi parlare un attimo. Ma guarda, Paolo Grechi, che è il titolare della sartoria sportiva, si era innamorata dei miei disegni e io mi ero innamorato delle sue maglie. Lui definisce le sue creazioni praticamente anche lui come, diciamo, un'opera che dà vita ai sogni. Tu vai lì, tifoso, appassionato, e gli chiedi di riprodurre una maglia storica, ovviamente una copia di una maglia storica, e lui con la passione te la fa. Te la fa. E quindi tu dici, io vorrei la maglia del Torino del 1940 e rotti, e te la fa uguale. E questo è il più bello, perché dai corpo al cuore, alle fantasie, ai sogni. E ci siamo trovati da amici, siamo amici, poi io certo glieli lascio, fa quello che vuole, tanto sono in buone mani i miei disegni dati in mano a lui. Certo. Guarda, vedo che anche i calciatori ci tengono ad averne una copia. Quest'estate ne abbiamo regalata una a Beppe Bergomi, l'ha indossata tutta l'estate, perché ogni tanto mi mandava i WhatsApp, era in Puglia in vacanza con amici, aveva la maglietta, era non so dove, c'aveva la maglietta, insomma. E qual era? Era il gol di Serena? Del derby? No, io avevo disegnato per Beppe Bergomi il gol che lui fece, il primo gol che lui fece nel Milan, nell'Inter contro il Milan in un derby. Ho capito. Certo, e quello lì, sì. quello lì, insomma, primo gol in un derby. Finì 1-0, credo, no? No, fece il gol del pareggio 2-2 e l'Inter si qualificò erano i turni eliminatori d'estate, però fu importante perché col 2-2 noi stavamo perdendo, a un minuto dalla fine riusciamo a qualificarci a spese del Milan, insomma. Va bene. Sono degli oggetti apprezzati anche dai giocatori, ex giocatori, eccetera. Certo, no? Insomma, al di là dell'autocompiacimento, ma è proprio bella anche l'idea, no? Proprio di avere una maglia veramente celebrativa. Un secondo, loro hanno modo, attraverso queste cose, attraverso i disegni, di riprovare le stesse emozioni, perché all'epoca anche loro andavano sui giornali e guardavano i disegni per diciamo così, avere un oggetto che gli ricordasse la prodezza, perché non c'era niente, cioè c'era la fotografia ma erano anche bruttine, e la disegnata di Carmelo Silva piuttosto che quelle di Samarelli, Sabellucci, le mie, cioè quelli che poi hanno disegnato sui vari giornali, erano per loro un cimelio. È vero, sì, oppure delle foto sgranate. Certo. Delle foto sgranate, se non arriva la foto originale, infatti Alessandro Ravezzani ha gli originali di quelle foto lì che sono veramente fantastiche. Dopo alla fine dovevi prenderlo dal quotidiano. Il quotidiano ovviamente era retinato e quindi l'immagine era già, fai la fotocopia, la foto, cioè diventa un pacciugo. Invece ci sono i disegni di Franco Bocchicchio. Gli auguro di fare il gol più bello ancora di più in futuro, perché ovviamente c'è sempre questo sogno che riesce a perseguire negli anni, la passione per il calcio e soprattutto il disegno che viene riportato. Ovviamente la Dea Eopalla porta ovviamente sul campo di calcio una bellissima azione fantasiosa che si converte in gol, e quindi Franco la fotografa benissimo. Franco, grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, ci vedremo prossimamente, spero. Niente, alla prossima e buon proseguimento. Grazie Fulvio, ringrazio voi tutti per l'opportunità di aver potuto scambiare due parole con tutti voi. Grazie Fulvio. Grazie, ciao, buona serata e buona serata, dico buona serata per stasera. Ciao. Ciao.
Va bene, ringrazio anche gli amici che hanno dato il loro consenso, quali vedo Angela Galasso, poi abbiamo appunto Francesco Di Gregorio, Dario Ricci, l'amico Dario Ricci, Flavio Ciasca, Vincenzo Sollito, Angelo Luca Coscia e poi tutti gli altri che hanno seguito ovviamente la nostra trasmissione. Noi ci vediamo settimana prossima, ovviamente avremo già i primi responsi che riguardano ovviamente la Champions di questa settimana e il turno ovviamente di settimana prossima, che sarà preliminare all'altro turno in cui ci sarà appunto l'Inter e il Napoli a giocare. Grazie per aver partecipato ovviamente a Che Calcio Che Va, ci vediamo settimana prossima, buona serata.